Il dolore fa parte della vita, come quando giochi, fai uno sport, puoi vincere, puoi perdere, puoi anche pareggiare, ma la vita non è tutta un'autostrada dritta che non si sbaglia mai. Sbagliamo, per le cose che sbagliamo c'è frustrazione. Gli ultimi efferati fatti di cronaca hanno senza dubbio influito sulla grande partecipazione di pubblico per l'evento L'origine del dolore, imparare a conoscerlo per vivere meglio, che si è tenuto venerdì 28 ottobre, con inizio alle ore 20:30, presso l'auditorium di Naorsi e Conegliano. L'incontro, ad ingresso libero e gratuito, è stato promosso dall'associazione di mutuo soccorso Noi per Noi, con la partecipazione scientifica ed organizzativa di Centro di Medicina Conegliano, del sostegno della Banca Prealpi San Biagio e del patrocinio della città di Conegliano. Assieme al noto psichiatra Paolo Crepè, due specialisti di Centro di Medicina, la cardiologa Sonia Cuccon Buttignoni e il dottor Antonio Sacchetta. L'incontro ha approfondito il tema del dolore acuto, cronico, somatico e psicosomatico, ma anche la paura del dolore, la stanchezza di fronte ad un dolore che non ci lascia mai, fino a quel dolore che è frutto della perdita di chi ci sta vicino. Ai nostri microfoni Paolo Crepè. Perché imparare a conoscere il dolore si vive meglio? Il dolore fa parte della vita, come quando giochi, fai uno sport, puoi vincere, puoi perdere, puoi anche pareggiare, ma la vita non è tutta un'autostrada dritta che non si sbaglia mai. Sbagliamo, per le cose che sbagliamo c'è frustrazione, io parlo di questo dolore, non parlo del dolore fisico di cui si occuperanno i miei colleghi in maniera molto più autorevole di me. Con l'evoluzione della specie umana, come è cambiato il dolore? È cambiato nel senso che viviamo di più, abbiamo un senso della civiltà diversa, perché una volta i vecchi quasi non c'erano, adesso sono una parte importantissima della nostra società, e quindi credo che aumentando la vita media è chiaro che aumentano gli inciampi, aumentano i disagi, diventano le problematiche, ma non solo dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista delle nostre relazioni. Ci sono appunto delle relazioni che iniziano e finiscono, una volta non era così, invece adesso è normale accettare questa realtà, seppur appunto spiacevole. Da un recente studio dell'Istituto Superiore della Sanità è emerso che su una popolazione di quasi 51 milioni di persone, oltre 14 milioni convivono con una patologia cronica. È allarme sociale? No, non credo che sia un allarme, è una conseguenza naturale delle cose, ma sarà sempre più così. Noi forse non ci rendiamo conto, ma sul pianeta ci sono 8 miliardi di persone, quindi quando io ero ragazzo ce n'era forse la metà o poco più che la metà, quindi è chiaro che a mia figlia vivrà in un mondo dove sono 10 milioni di persone, 10 miliardi di persone. 10 miliardi comporterà la difficoltà nelle relazioni, l'aumento delle patologie, perché le patologie infettive aumenteranno per forza di cose, perché c'è più densità e quindi c'è più. E poi ci sarà un problema di alimentare, c'è un problema economico, c'è un problema, insomma, vogliamo questo, tutti noi vogliamo questo, però ci sono delle conseguenze, quindi dovremmo anche forse cominciare a progettare un mondo che ha anche delle soluzioni e non solo dei problemi.